Assessore Conte, quali le prospettive per l'anno nuovo dal punto di vista appunto soprattutto di rischio idrogeologico e quindi attenzione all'ambiente e a tutto quello che riguarda i fiumi? Anche negli ultimi atti di questa fine anno stiamo dando avvio a quelle che sono opere importanti, in particolare con il finanziamento ad esempio della Cassa di espansione in Viale Diaz a nord di Vicenza si inizierà veramente a concretizzare quello che è un percorso che ha visto quest'anno l'avvio di importanti casse di espansione come Trissino e Caldogno, e quindi sarà questo un percorso di consolidamento, ma anche e soprattutto di investimento sulla manutenzione. Si avrà soprattutto l'avvio ad esempio della progettazione della famosa idrovia Padova-Venezia, e su questo sicuramente ci sarà da portare avanti una sfida che il Veneto vuole garantire, non solo sotto l'aspetto idraulico, che è fondamentale per il nodo di Padova, Bacchiglione e Brenta, ma anche per quanto riguarda l'utilizzo di quest'opera che potrebbe vedere magari proprio nella navigabilità interna un'opportunità, e questa sarà valutata insieme all'Interporto di Padova e al Porto di Venezia. Proprio in questi giorni ci sono dei momenti fondamentali che riguardano gli step dell'idrovia Padova-Mare. Sì, è stato individuato il vincitore del bando, si faranno tutte le valutazioni necessarie per garantire le caratteristiche e appunto la conformità del vincitore, e quindi poi si avvierà a quello che è un percorso soprattutto di confronto col territorio, perché la prima fase con l'aggiudicazione di chi andrà a progettare sarà quella di stabilire tramite una conferenza di servizi quali sono le possibili criticità dell'impatto di un'opera sul territorio, ma quali soprattutto possono essere soluzioni da portare avanti in fase progettuale. C'è una data per la conferenza dei servizi? Appena avremo la definizione di quella che è appunto l'aggiudicazione della gara di progettazione, mi impegno appunto nel giro di 15 giorni di poterla convocare.